Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Grande spettacolo per la 15ª tappa del Giro d'Italia, la Grado Gorizia, vinta dal belga Campenaerts. Primi chilometri aperti da una grande caduta che ha temporaneamente interrotto la corsa, poi la fuga arrivata fino a Gorizia. Domani il Giro saluterà la nostra regione partendo da Sacile. Si è conclusa con la vittoria del belga Victor Campenaerts, la tappa del Giro d'Italia partita da Grado questa mattina e finita in via Roma, a Gorizia, dopo il grande circuito tra Colle Italiano e Brda Sloveno. Il belga era partito in fuga insieme a 12 corridori dopo la grande caduta che aveva interessato il gruppo appena partito da Grado, con 25 ciclisti finiti a terra e la direzione di gara che ha preferito interrompere momentaneamente la corsa per permettere la cura ai feriti, 4 i ritirati. Poi, come detto, la grande fuga che si è conclusa sotto il diluvio tra Gornje Serove e la discesa di San Floriano. Lì sono scappati al gruppetto Campenaerts e Riesebeck della Alpecin, che fino all'ultimo hanno battagliato. All'ultimo metro, sul pavé di Gorizia, ha vinto il ciclista della Quebeca Assos. Totale tranquillità per la maglia rosa Enga Bernal, il cui il gruppo è arrivato al traguardo con 11 minuti di ritardo, senza però che nessun uomo classifica abbia potuto guadagnare sul colombiano della Ineos. Sarebbe stata questa, nelle intenzioni di Enzo Cainor, la tappa di Alessandro De Marchi, per 2 giorni in maglia rosa e costretto al ritiro pochi giorni fa per la rovinosa caduta a Siena. Giro d'Italia finito per lui e ora anche in bilico il sogno Olimpiadi. Io vorrei dire di sì, anche se è abbastanza difficile. Diciamo che in questi primi 2 giorni sto iniziando un po' a capire che l'infortunio è particolarmente serio, quindi ci sono dei tempi tecnici che difficilmente riuscirò ad accorciare nonostante tutta la voglia che posso metterci, quindi sembra un po' difficile. Io non voglio ancora alzare bandiera bianca, quindi datemi una settimana più o meno per capire esattamente dove siamo e ci proviamo. Molto provato per questa 2 giorni Enzo Cainero, organizzatore delle tappe friulane del Giro d'Italia, ma anche soddisfatto per la risposta del pubblico sia in Italia che in Slovenia. Questa esperienza è stata importante sotto tanti profili, sulla esigenza di capire quanto è importante il Giro d'Italia per la gente, quanto è importante il Giro d'Italia come necessità di soddisfare logiche e corrette esigenze di logistica e quindi di sicurezza, per cui non è il Giro d'Italia che ho cominciato a fare 18 o 15 anni fa, è un altro Giro d'Italia. Ho le mie idee, ma voglio un momentino focalizzarle bene, perché è chiaro che il Friuli Venezia Giulia, che sia Cainero o non Cainero, deve avere una continuità con questo mondo. Non si può vanificare anni e lavori e sforzi di promozione e quindi bisogna dare una giusta continuità, però sapendo, ripeto, quali possono essere i limiti operativi di questa operatività. Oggi il più bel complimento me l'ha fatto il sindaco di Nova Gorizia, perché mi ha detto grazie perché hai avuto grande fiducia in noi pur non conoscendoci. E io ho detto le sfide si affrontano, se si vincono si ripetono, se non si vincono una pagina chiusa. Qui l'esperienza di oggi dice che il rapporto Gorizia-Nova Gorizia, Regione e Slovenia è aperto in modo molto ampio. Soddisfazione da parte anche del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Dalla neve dello Zoncolan alla sabbia di Grado, il Friuli Venezia Giulia, una regione che in pochi chilometri racchiude 2 perle valorizzate da un evento mondiale che ci permette di far conoscere il nostro territorio ai telespettatori di 180 paesi del mondo. A dirlo il governatore dal palco allestito a Grado, dando il via ufficiale alla 15ª tappa. E tutte le immagini e le interviste realizzate oggi alla 15ª tappa del Giro verranno riproposte questa sera in uno speciale in onda su Telefriuli a partire dalle 22.
Ed ora siamo ai dati dei contagi di oggi. Scendono i ricoveri e le terapie intensive a 9, numero che non si vedeva da ottobre. Oggi su 2.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 1.308 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi, 0,31%. Nella giornata odierna si registra un decesso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 9, come detto in apertura, e quindi in altri reparti sono invece 57. Per 3 sabati consecutivi a partire dal 29 maggio, grazie alla collaborazione con il distretto di Gemona del Friuli, i medici di medicina generale si potranno aumentare le vaccinazioni nel gemonese, disponibili 154 dosi di vaccino anti-Covid per un totale di 462 dosi con la possibilità di un futuro incremento. A dirlo il vicegovernatore Riccardo Riccardi, oltre alla programmazione settimanale dal lunedì al venerdì nel punto vaccinale Le Manifatture, che ha una capacità di 1.000 vaccini al giorno a seconda della disponibilità della dose che lo Stato mette a disposizione, ha indicato Riccardi, si è deciso di implementare la vaccinazione nel gemonese grazie anche alla disponibilità dei medici di medicina generale, aprendo l'immunizzazione a tutte le fasce d'età in modo alternato e secondo le agende. Per dare risposte alla popolazione della montagna, oltre all'apertura dell'immunizzazione nei 3 sabati indicati, si aggiungono le 22 dosi in più per ciascuna seduta programmata nei comuni di Tolmezzo, Paluzza, Paolaro, Ampezzo, Varo a partire da domani ed inoltre in programma l'implementazione dell'offerta a Tarvisio. Primo weekend con il ritorno pieno agli acquisti nei vari centri commerciali della regione. Da mesi infatti erano aperti al pubblico solo i supermercati e soltanto per l'acquisto di alimentari. Una boccata d'ossigeno per gli esercenti. Siamo andati a vedere com'è andata oggi a Terminal Nord. Dopo mesi di chiusura i centri commerciali hanno potuto aprire le porte anche nei weekend e in tanti ne hanno approfittato soprattutto nella giornata di sabato. È stato un risveglio positivo delle persone, c'era tanta gente la mattina, il pomeriggio è andata un po' meno, c'era meno gente. Oggi c'è meno gente rispetto a ieri, però comunque c'è un po' di voglia di uscire della gente, si vede che comunque hanno bisogno pure del weekend. Per noi il weekend è molto importante, per i centri commerciali serve tanto. È stato positivo perché abbiamo riscontrato, seppur continuando da sport, parecchia gente. Oggi il tempo non aiuta un po', però pian piano penso che riprenderemo la clientela. Ecco. È stato un weekend buono, finalmente dopo mesi e mesi di chiusura speriamo di continuare così. Cosa ha significato riaprire dopo mesi di chiusure nei weekend? Insomma, c'è stata una perdita notevole. C'è stata una perdita di fatturato notevole, finalmente i ragazzi sono tornati a lavorare, una cassa integrazione che è arrivata e non è arrivata poco e tardi. E quindi finalmente anche loro si sono ritrovati con un lavoro e ore impegnate durante la giornata. La cronaca, un principio di incendio è scoppiato questa notte in una struttura ricettiva di Aquileia dove si trovavano alloggiati diversi membri dello staff del Giro d'Italia. Per causa in corso di accertamento, probabilmente per un guasto di natura elettrica, un frigorifero che si trova nella zona comune delle colazioni si è incendiato. 3 delle 20 persone che erano alloggiate nella struttura hanno tentato di spegnere il rogo utilizzando degli estintori. È scattato subito l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli insieme al personale medico inviato dalla Sores. Sul posto è giunto anche l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde che ha controllato sul posto le persone rimaste leggermente intossicate per aver respirato i fumi della combustione. Nessuno di loro è stato portato in ospedale. Si tratta dello staff che si occupa della pubblicità e del montaggio dei palchi per il Giro d'Italia. Sul posto anche i carabinieri. I danni sono limitati all'area del frigorifero e sono stati danneggiati alcuni arredi, tra cui tendaggi. Nuovo passaggio ufficiale per la Capitale della Cultura 2025. Domani alle 12 il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e il vice di Nova Gorizia saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Domani a mezzogiorno, insieme all'amico Clemme Micla, vice sindaco di Nova Gorizia, saremo ospiti del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, presso il Quirinale a Roma.
L'invito nasce dopo il ringraziamento che io ho avuto opportunità di inviargli nello scorso gennaio, ringraziamento per le sue splendide parole che ha destinato alla capitale europea della cultura, Nova Gorica e Gorizia. Ho avuto modo perciò, oltre che di rappresentargli i sentimenti di gratitudine della città di Gorizia, anche la richiesta, ove possibile, di una sua presenza a Gorizia e naturalmente la possibilità anche di rappresentargli in forma fisica questi sentimenti di gratitudine. Fino ad oggi non ci è stato consentito a causa della pandemia. Peraltro nel frattempo, nell'incontro che ha avuto luogo sempre presso il Quirinale a Roma tra Mattarella e il suo omologo Presidente della Repubblica di Slovenia, Pahor, hanno comunicato il loro intendimento di essere presenti proprio a Gorizia nel prossimo autunno. Di questo parleremo con il Presidente e naturalmente ripresenteremo i sentimenti di grande gratitudine di tutto il nostro territorio, al di qua e al di là del confine, in questa grande sfida, in questa grande corsa verso la capitale europea della cultura, testimonianza perciò di un confine non più elemento di divisione ma di coesione, non soltanto in Europa ma anche nel mondo. L'11ª giornata delle dimore storiche ha fatto registrare un boom di presenza in tutte le dimore aperte, turni di visita esauriti e grande curiosità da parte dei visitatori sulla storia, ma soprattutto sull'architettura delle ville, giardini e castelli storici del Friuli Venezia Giulia di proprietà privata che oggi si sono offerti al pubblico. A Tarcento al via l'asfaltatura di 10.000 metri quadrati di viabilità, di cui parte ancora bianca, ma è oggetto di lavori di stesura del manto bituminoso. 10.000 metri quadrati di strade al centro di un intervento di recupero che sta per prendere avvio nel comune di Tarcento. Grazie a un fondo di bilancio di 380.000 euro, spiega il sindaco Mauro Steccati, procederemo con l'asfaltatura di diversi tratti di viabilità, sia nel capoluogo che in particolare nelle frazioni. Tra le strade al centro del riassetto ci sono anche via Villine e via Valronchi di accesso alla popolosa borgata di Sedilis sulle colline, a favore non solo delle famiglie che vi risiedono, ma anche dei turisti e dei cicloturisti. La zona, difatti, continua Steccati, è sempre più apprezzata da chi cerca spazi di relax all'aria aperta, muovendosi sulle due ruote. Metteremo mano anche ai tratti mai asfaltati, come tracciati ancora bianchi che collegano l'Oneriaco con via dei Cipressi a Segnacco. Il progetto complessivo conta infine il miglioramento della captazione delle acque relativo alla viabilità nella zona di insediamento produttivo. Diverse aziende insediate, infatti, conclude Steccati, ci hanno chiesto di intervenire per evitare allagamenti e dissesti del manto stradale in caso di ondate di maltempo. Siamo al calcio, chiude con una pesante sconfitta l'Udinese e il suo campionato, battuta dall'Inter nel giorno della festa scudetto per 5-1. Ha amareggiato mister Gotti che fa un rapido bilancio della stagione. Una stagione che all'inizio e alla fine non è stata buona per nulla in termini di punti, qualche prestazione non all'altezza di sicuro, una parte centrale che è stata un buon percorso, a tratti anche molto buono. L'Udinese è riuscita, secondo me, per alcuni momenti ad esprimere anche un calcio di ottima qualità, con il torto di non riuscire a finalizzare quel calcio di ottima qualità e si rimane sempre nel limbo. Poi non siamo stati bravi a farci aiutare dalla fortuna. Abbiamo veramente regalato tanti punti. Io penso almeno una decina per episodi sciocchi, per ingenuità, per immaturità. Abbiamo regalato tanto, non ci siamo meritati la fortuna. Un numero di rigori contro spropositato che hanno limitato la classifica. Detto questo, l'Udinese prosegue il suo percorso estremamente longevo, lungo di Serie A, come solo poche grandi sono riuscite a fare, e ha anche dei a crescere che sono cresciuti in questo periodo e che consentono di guardare al futuro con un certo ottimismo. E del bilancio del campionato udinese si parlerà questa sera alle 21 con replay, mentre alle 19:45 appuntamento con il calcio dilettanti condotto da Radina a tutto campo. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.